Carissimi amici di Facebook, il vostro amato cabarettista Mpariapu che è appena tornato da Reggio Calabria. Era un po' che non andava a Reggio. Sono stato convocato da un comandante dei carabinieri, sono dovuto andare in Calabria e quando mi è arrivata questa convocazione tremavo, ero un po' preoccupato, ho detto cosa mi sarà successo? Avevo la pelle d'oca che stavo morendo, avevo la pressione a 4000. Credetemi. Basta, sono partito e sono andato in questa caserma, ho incontrato il capitano che si chiamava Pasquale Caserma. Quando sono entrato io ho detto: signor capitano, cosa è successo che mi avete convocato? Dice: Mpariapu, state tranquillo, perché non è successo niente. Vi abbiamo soltanto chiamato qui perché dobbiamo fare un esperimento. Vi dovete vestire di maresciallo dei carabinieri perché devono venire 3 ragazzi che devono fare gli esami per entrare nell'arma. E io ho detto: ma signor capitano, posso mai io vestirmi da carabiniere, da maresciallo? Sono un po' preoccupato, non vorrei che succedesse qualcosa, ma state tranquilli, abbiamo parlato col comandante e ci ha autorizzati. Ah, va bene, io ho detto. Basta, quando mi hanno dato la divisa dei carabinieri mi sono vestito da maresciallo dei carabinieri, ero talmente così contento, credetemi, che gli ho detto al capitano: ma quando mi succederà più una cosa del genere, gli ho detto, mettetemi, non so, l'inno di Mameli, mettetemi un silenzio fuori ordinanza che devo mettermi sugli attenti, quando mai mi capiterà una cosa del genere. Basta, siamo arrivati al dunque, si sono presentati questi 3 ragazzi che devono fare gli esami per entrare nell'arma dei carabinieri e già vi ho detto tutto. Basta, si è presentato il primo. Il capitano mi ha dato una pistola e mi ha detto: Mpariapu, vedete che questa pistola è falsa e questa è una pistola di quelli che spara a salve. E gli ho detto: va bene. Quando entra dice il ragazzo: gli dovete fare questa domanda. Adesso dici, ti do questa pistola e devi andare in quella stanza, c'è tua moglie e la devi uccidere. Gli ho detto: signor capitano, ma facciamo queste domande ai ragazzi, state tranquilli, questa dice una domanda a trabocchetto. Basta, si è presentato il primo ragazzo, si è messo sugli attenti, gli ho detto: come ti chiami? Gli ho detto: mi chiamo Rocco. Beh, sappiamo bene che in Calabria Rocco è un nome particolare, ce l'hanno tutti. Basta, ho detto: senti Rocco, prendi questa pistola, vai in quella stanza, c'è tua moglie e la devi uccidere. Questo, credetemi, questo poverino di ragazzo, quando gli ho fatto questa domanda tremava. Mi ha detto: maresciallo, ma voi siete pazzo? Io voglio bene così talmente a mia moglie che vado a uccidere per entrare nell'arma dei carabinieri. Ma siete pazzi? Ma io non vado. Mi ha lasciato la pistola e se n'è andato. E è entrato il secondo ragazzo, tutto pimpante. Gli ho detto: ciao bello, come ti chiami? Io dice: mi chiamo Osvaldo. Ma ha detto in Calabria Osvaldo. Vabbè, ho detto: senti Osvaldo, adesso ti do questa pistola, devi andare in quella stanza, c'è tua moglie, la devi uccidere. Ma maresciallo, ma cosa mi state dicendo? Io per entrare nell'arma devo uccidere mia moglie, io le voglio un bene dell'anima, dice mia moglie, ma mai poi mai io ucciderei mia moglie per entrare nell'arma, io le do nuovamente la pistola e me ne vado. Basta, è arrivato il terzo carabiniere, il terzo ragazzo, no? Tutto che si sentiva chissà che cosa. Quando gli ho fatto la stessa domanda mi ha tolto la pistola dalle mani e è entrato in quella stanza. Sono passati 10 minuti, forse anche un quarto d'ora. Credetemi, si sentivano rumori all'infinito, non so cosa stia succedendo in quella stanza. Dopo un quarto d'ora questo ragazzo è uscito e mi ha detto, dice: maresciallo, ma coppe cazzo, dice, mi avete dato la pistola a salve per uccidere mia moglie, ci ho dovuto prendere la sedia per ucciderla. Io quando l'ho visto ho detto: ma tu sei cretino, figlio mio, gli ho detto, ma cosa dell'altro mondo, cosa succede? È qualcosa a cui io non riesco a immaginare cosa hai fatto. Basta per dirvi che queste sono le barzellette che si fanno nell'arma dei carabinieri. Ma lasciamo stare questo, lasciamo stare questo. Il figlio di mio cognato Francesco, va bene, ha dovuto fare un piccolo esame perché doveva diventare sacerdote. Allora l'arcivescovo gli ha detto: Francesco, ti faccio una domanda e stai attento a quello che ti sto per dire. Il Signore prese il pane e disse, si parte Francesco, dice: passate Manutella. Oh popole, cazzo, andavamo a rispondere in quel modo e deve farsi sacerdote. Ma lasciamo stare questo, lasciamo stare questo. Una signora l'ho incontrata per strada e io ho detto: signora mia bella, come andiamo? Dice: Mpariapu, tutto a posto. Ho detto: ma scusate, non avete figli? Dice: no, dice caro, dice Mpariapu, dice purtroppo
La cicogna dice a casa mia non è venuta mai. E io ho detto, io allora sapete cosa fate signora? Ha cambiato uccello. Basta amici miei di Facebook, adesso io vi lascio e vi dico sempre grazie, ma un grazie di vero cuore. Alla prossima, speriamo sempre di avere notizie più belle. Un saluto a tutti voi dal vostro amato cabarettista Mpari Yapuku. Ciao, alla prossima, un bacione a tutti voi. Mua!